Amici Bellini, buonasera, un po' in ritardo, ma perché si aspettavano sviluppi di notizie. Ci avviciniamo prepotentemente alla partita con il Genoa che sta facendo dei cambiamenti importanti anche in società. Sta giocando l'Atalanta e ne devo parlare per forza, perché poi c'è il mercato che anche lui è dietro l'angolo. Cominciamo! I rumori. Oh, perché a parte tutto, il mercato di solito di gennaio del Napoli non è spesso entusiasmante, però con Conte tutto è possibile. Forse non Rashford, però adesso ne parliamo. Benvenuto Marco Crispino e a tutti Crispino da Crispano. Potrebbe essere quello là che chiama spesso nelle trasmissioni. Vi abbraccio, vi bacio, vi invito ad iscrivervi al canale se vi va, perché potremmo andare live. Dobbiamo cominciare a organizzare le live infrasettimanali e visto che non sento di notizie di conferenza, potrebbe il Napoli farla non 2 giorni prima ma il giorno prima, quindi ci dobbiamo organizzare. Lasciate il like perché aiuta l'algoritmo a far girare i video e vi ringrazio. E spostiamoci un attimo, perché una cosa che mi fa un po' male da dentro è che, signori, l'Atalanta 4-0 col Cesena stanno, al di là del valore dell'avversario, che è ovvio, però guardiamo un attimo con che forma. 5-0 Brescianini, ok. Guardiamo un attimo con che formazione. Allora, cambiano il portiere, ok? Diciamo Caprile al posto di Meret, mettono Rui Patricio al posto di Carnisecchi, Toloi che non è più tanto titolare, quindi è un cambiamento, però Ian è titolarissimo, Gin City è nel giro dei titolari, Palestra, quindi provano il giovane, però lo provano in una situazione di quasi normalità, perché al suo fianco ha Deron, c'è Pasalic, c'è Zappacosta, c'è Samardzic, De Catelare e Retegui. Insomma, questo è un turnover che però mette i giocatori a loro agio e li provi e dici: se mi serve ad un certo punto succede una cosa, io mi ritrovo a uno che posso utilizzare. E io sono l'ultimo che vuole esaltare Gasperini e la sua gestione, però sono primi in classifica. In Europa stanno facendo molto bene, vogliono andare avanti ed è uno statement anche questo, andare avanti anche nelle coppe. Per me questa è mentalità vincente e lo dico con la morte nel cuore, perché se lo ritrovano 5-0, fai felici i tifosi, fai felici le seconde linee a turno. Adesso chi altro è entrato? È entrato Zaniolo, è entrato Brescialini che subito segna, De Catelare, assist di segna Sabacic, assist di Pasa, segna assist di Retegui, De Catelare 2 gol. Ezzo, vabbè. Al di là di questa storia, perché questa storia è ancora importante? Perché se Conte effettivamente fa quel turnover contro la Lazio per paura poi di perdere degli uomini fondamentali, noi un uomo fondamentale l'abbiamo perso, perché buongiorno, dobbiamo continuare a indovinare quando tornerà, indovinare chi sarà il suo sostituto nel breve, perché a un certo punto il mercato si aprirà e il Napoli potrebbe andare ad affondare. Si insiste su Ismaili, si insiste su Biol e altre cose, ci sono altri nomi. E insomma, le notizie che arrivano dal Napoli Hub, vediamo, col Genoa toccherà Guanceso, se molto più avanti di Rafamella, disperazione generale, guardate quante voci, vabbè. Biraghi e Spinazzola, quindi si parla addirittura di questo scambio. Potrebbe essere plausibile se la Fiorentina comunque ritiene Spinazzola una riserva delle riserve, perché non hanno comunque Parisi, hanno comunque Gosens, e quindi potrebbe mettere uno al posto di un altro, visto che anche con il procuratore che è entrato a gamba tesa su Palladino cercano evidentemente di liberare. La situazione là è ancora un pochino più delicata, perché Biraghi è capitano della Fiorentina, però potrebbero essersi rotte le giarretelle e a quel punto possono voler fare questo scambio. Mangi una brioche congelato, una granita di caffè con panna e brioche, uno spritz, bevi uno spritz, fai qualcosa del genere e discuti. Il discorso strano è se poi si affidano, cioè vogliono anche Folo Rouge, là sempre il procuratore, sempre quello è, e sappiamo che i rapporti poi con uno si rompe, con l'altro si continua, lo fa anche con noi e quindi andiamo avanti. Il Napoli ha in programma 3 acquisti a gennaio, un difensore centrale e quindi stiamo vedendo, ma deve uscire qualcuno, un terzino sinistro e quindi stiamo vedendo e deve uscire qualcuno,
e sostenendo che esce Zerbin, ma continuiamo, un centrocampista, e il centrocampista ci riporta alle notizie di oggi, perché dice che il Napoli ha aperto per un quarto d'ora alle TV, ai giornali, ai giornalisti l'allenamento di oggi, e oggi non si è allenato Anghissà per febbre. Non so se ho messo a lui in copertina, ma insomma è un stato influenzale, leggero stato influenzale. Mancano 2 o 3 giorni, insomma 3-4 giorni, speriamo che si riprenda immediatamente, perché lì poi si va in grossa difficoltà, perché Kvara tu te la cavi con Neres e non c'è problema. Se salta Lobotka, in qualche modo tamponi con Gilmour. Se salta Buongiorno, già c'è panico generale. Come la mettiamo? Se saltassi Anghissà con Foloruscio, che non sappiamo come sta, non stappiamo questa bottiglia e veramente non sappiamo più cosa fare, lì, Che poi non voglio vedere Raspadori al posto di Anghissà, che non ha alcun senso. Mentre si dice Pasquale Mazzocchi verso il rientro, il recupero di Mazzocchi, il che può sembrare una cosa così, ma non è da sottovalutare, perché ti potrebbe permettere poi di avere più cambi. Se devi spostare Di Lorenzo più al centro, puoi avere più Mazzocchi, e insomma non è male un recupero in più in panchina. Ecco il discorso di Anghissà. Leggero stato influenzare. Kvara si è allenato a parte con la fasciatura al ginocchio, quindi piano piano. L'Empoli non ha necessità di vendere in inverno, ma sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte in arrivo per Fazzini. Fazzini, lo sapete, mio pupillo, quindi ben venga. Almeno 10 milioni, io penso che 10 milioni per Fazzini è ben pagato, è un ottimo affare. Però dall'Empoli forse ci interessa di più Ismaili a breve giro. E sempre l'Empoli interessata molto a Zerbin. Interessa anche al Genoa, interessa anche al Venezia. La situazione va sviluppata. Ricordo però a tutti che se esce Zerbin non può entrare nessuno, perché Zerbin non occupa posti nelle liste. Quindi al massimo ti puoi affidare a un under 20. Ma continuano i discorsi su Danilo, nonostante le sue dichiarazioni di non voler lasciare la Juventus a metà stagione. Manna continua a provare a convincerlo. Ma resto un pochino in dubbio. Perché sì, magari può convincere più di Juan Jesus, però anche lì abbiamo visto che con la Juve alcune prestazioni l'hanno lasciato a desiderare. Va utilizzato come dovrebbe essere utilizzato Juan Jesus, va bene, nel senso di uno che nello spogliatoio c'ha anche leadership, uno che sa come si sta in campo, però non che debba essere un titolare fisso e te lo ritrovi così. Però quando è il momento che te lo devi ritrovare come Juan Jesus, poi non è che tutti quanti mai facciamo giocare Rafa Marinò, meglio mettere Caprile in difesa, chiaro, no? Il Napoli ha aperto con la Fiorentina per Foloruscio. Questo è il discorso che vi facevo prima, i procuratori sono sempre quelli, però questo è interessante, perché se ne esce uno ne entra un altro. Si potrebbe parlare con Martinez Quarta. Ora, Martinez Quarta, difensore, quindi risolveresti un problema, però è un difensore particolare. Martinez Quarta lo utilizza anche a centrocampo Palladino, lo ha utilizzato come difensore che si stacca e finisce in attacco anche Italiano, quindi è un difensore che non eccelle forse nella difensività, nella fase difensiva, ma è un difensore molto moderno che ti potresti ritrovare come hole player, cioè come un tappabuchi che puoi utilizzare in varie zone del campo. Secondo me non è male come idea. Poi qui non riportano la cosa di Rashford, parlatene se volete. Mi è capitato proprio per caso un video, e l'ho girato al gruppo su Telegram, un video di Rashford che si guarda proprio l'avversario girargli intorno e non gli fa niente. Vibes da Leao. Ora vogliamo Rashford, prendiamo Rashford e magari Conte, ma io penso che Conte, se gli vede fare una cosa del genere, il campo lo vede col binocolo, Rashford, quindi ragioniamoci su questa cosa qua. Non parliamo ovviamente delle qualità tecniche, delle possibilità fisiche che ha, non c'è dubbio, però l'atteggiamento fa il calciatore, quindi dovrebbe venire con un'altra testa completamente, perché ascoltate anche i tifosi del Manchester, stiamo parlando di quelli là col talento che ogni tanto lo lasciano a casa. Il talento si complica, subito dal gruppo Telegram si complica la trattativa Kivior e Arteta non lo vuole lasciare andare, non è un giocatore che tu lasci andare così a cuor leggero, soprattutto a gennaio, difficile. Vediamo. E poi, signori, Gerry Scotti, il nuovo presidente del Genoa. Grandi cambiamenti. Tra l'altro mi è capitata una
mi ha girato Francesco una pubblicità, stanno presentando il nuovo Squid Game e stanno utilizzando il Genoa come piattaforma per pubblicizzare Netflix, eccetera eccetera. Dovrebbero scendere in campo con una maglia particolare per celebrare Squid Game. Insomma, tra Balotelli che ancora deve segnare il suo primo gol, il cambio di presidenza, che potrebbe magari un nuovo presidente, sai, viene e ti dice: ragazzi, benvenuti, piacere di conoscervi, vorranno impressionare il nuovo presidente che magari fa una regalia se fanno risultato e se fanno una bella prestazione così, più aggiungi tutte le telecamere, gli sponsor e le cose varie. E attenzione, facciamo attenzione, perché Vieira ha reso la squadra un po' più tosta, un po' più accorta, e vediamo un pochino come si mette. Io farò la mia simulazione e voi saprete in anteprima come finirà la partita, come al solito. Però la bellezza di avere Conte è questo, è che siamo sicuri che non sottovaluterà l'impegno assolutamente contro nessuno. Questa è la mia tranquillità. La cosa negativa invece di Conte è che con le coppe proprio ci litiga e quindi ha voluto abbandonarla completamente. Vediamo l'anno prossimo che succede, perché se l'obiettivo è andare in Champions e ci dobbiamo andare per forza, poi che fai? Dipenderà molto dalla squadra che gli danno. Se la rosa lo convince, allora tu affronti anche le coppe in un certo modo, altrimenti che ci vai a fare? Poi esci per concentrarti sul campionato. Vedete che gli esempi aumentano delle squadre che non è detto che debbano scegliere un solo titolo e una sola competizione, si fa al massimo delle possibilità e poi se ti capita la sfortuna, perché la sfortuna ti è capitata anche senza utilizzare, tu dici l'hai fatto giocare ed si è infortunato, quindi era meglio fare il turno. No! Si è infortunato lo stesso, inciampando su una scarpa dei compagni, ci hanno detto è caduto sulla scarpa, su un piede, e quindi anche il non averlo utilizzato nella Coppa non ti ha giovato. Guarda un po' i casi della vita. Stavo preparando le copertine con Grock, volevo mettere Rafa Marin, Juan Jesus, e buongiorno, sono usciti 3 Juan Jesus. Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, se dovesse accadere non vi accanite. Se il Juan Jesus gioca male lo diciamo, come sempre. Se vi accanite preventivamente, come spesso fate con Politano, come spesso si fa anche con Meret, non giova, non aiutiamo la squadra. Invece sostegno i più moderati, hanno sempre detto, io spingo per questa cosa qua. Juan Jesus non le può giocare tutte, sono il primo a dirlo, impossibile puntare su Juan Jesus titolare per 38 partite, però se ne deve fare una ogni tanto, la può fare. Rafa Marin, sono d'accordissimo, mettiamo Rafa Marin, gli facciamo giocare queste 3 partite e ragioniamo e capiamo se può essere utile oppure no, con tutti i titolari intorno. Volete utilizzare Olivera? Sono meno d'accordo, perché non mi fido dello stato di forma di Spinazzola e perché Olivera sta facendo delle grandi cose da terzino. Lo può fare tranquillamente, però andresti a scombussolare 2 ruoli, quello da centrale e quello da terzino. Se Spinazzola ce la fa, ben venga anche questa soluzione. Puoi anche giocarti Mazzocchi a sinistra se Spinazzola non ce la fa, se ha recuperato completamente. Insomma, le soluzioni ci sono, non ci dobbiamo far prendere dal panico e dobbiamo accettare, come in tutte le squadre, come tutto nel calcio, capitano gli infortuni, capitano le defezioni e ti devi far trovare pronto. E a quel punto tu puoi mettere Sulemana, puoi mettere Godfrey, perché hai messo a posto il risultato. Stai con una tranquillità assoluta, fai tutti i cambi, eccetera. Secondo me non è male come ragionamento. Ci potrebbe essere altro di cui parlare, me lo fate sapere nei commenti e domani ci ragioniamo. Vediamo se esce la live, perché dobbiamo divertirci, dobbiamo stare in contatto anche quando non ci sono partite di cui parlare. E nel finale, ecco, parlando di soluzioni che ti servono nei momenti di difficoltà, la Juve ieri per esempio, Locatelli difensore centrale, un po' particolare, McKennie terzino sinistro, un po' particolare, anche se per come utilizzava Cambiaso, Motta, il terzino sinistro poi va all'interno del campo, fa una serie di discorsi. Quella mossa che invece mi è piaciuta assai e secondo me può trovare giovamento è quella di Koopmeiners più dietro, come abbiamo chiesto di McTominay più dietro. Koopmeiners più dietro, meno nel traffico,
c'ha modo di ragionare con il pallone, lo ha sempre fatto, e quindi dai più libertà a Yildiz davanti e Kopp Meiners si trova meglio. Quindi vedi, avere, mannaggia, devo ripetermi, avere una competizione in più dove provare le cose, ma nelle partite ufficiali e non in allenamento, ti può aiutare, ti può risolvere delle cose, e si fa il turnover, si può fare, però ragionato, non esagerate. Questa cosa a Conte io la devo dire sempre, finché non mi sorprenderà l'anno prossimo, e saremo sempre pronti, ricordando sempre che senza Conte, secondo me, questa classifica di questo momento non l'avevamo, però questo è un discorso che resta nel mondo della fantasia. Da New York, Valerio Frido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate dei like finali, che così passa la febbre ad Anghissà.